Eccoci col sindaco Pasqualino Codognotto, unico rappresentante del territorio del Veneto orientale per la città metropolitana. Oggi c'è stato un sit-in per la sanità, per l'ospedale, pediatria, appunto nascite e quant'altro, come si usa dire. La città metropolitana come può influire, se influirà, su cose come queste? Allora, devo essere molto sincero, se c'è una leale collaborazione con la Regione sui temi strategici, e il primo è sicuramente la sanità, poi verrà la pianificazione, verranno altre, ma la sanità è strategica. Se c'è una reale collaborazione la città metropolitana può fare molto. Come ad esempio? Intanto individuando le zone omogenee. Le zone omogenee che io vedo ad esempio in tutto il Portoguarese, come due spiagge di Vivione Caole ad esempio, può in questo contesto amministrativo studiare come sostenere la sanità, perché oggi abbiamo parlato di ospedali, non abbiamo bisogno di case di cura efficienti, abbiamo bisogno probabilmente nei prossimi futuri di ospedali di comunità, cioè di quelle posizioni in cui non può stare né a casa anziano ad esempio né in ospedale, abbiamo bisogno di continuità assistenziale e così via. Ebbene, ritornando al concetto iniziale, creiamo queste zone omogenee, mettiamole dentro lo statuto, fissiamone i principi, questo deve essere fatto entro il 30 dicembre e da lì poi partiamo per realizzare progetti nelle varie aree, tutto in una strategia complessiva, certo, sì, ma salvaguardando queste eccellenze che già abbiamo, perché noi abbiamo un'eccellenza qua, non abbiamo un ospedale, no, dove non si fa. Abbiamo l'eccellenza, ripristiniamo questa qualità che stiamo purtroppo piano piano perdendo. Mi ha anticipato la domanda di chiusura, è quello dello statuto, perché so che ci state lavorando e sì, si vorrebbe anche sapere a che punto siete, se c'è un po' di condivisione o c'è già lì divisioni. Io voglio cercare in assoluto la condivisione. Ci siamo parlati lunedì scorso nel Consiglio metropolitano di questo, abbiamo assunto posizioni diverse per una votazione strana, ma io voglio condividere, abbiamo 5-6 punti da chiarirci. Se ci chiariamo con questo tutti, e credo che ci siano tutti, almeno secondo il mio punto di vista, tutte le presupposti perché ciò accada, da lì bisogna partire a far diventare questa città metropolitana un organismo che veramente funzioni. Abbiamo un grande polo attrattivo che è Venezia, che può essere un bene, non consideriamolo una matrigna, perché c'è un po' questa idea comune eccetera, ma consideriamolo un'opportunità. Partiamo da lì e vediamo di spalmare su tutto l'ambito metropolitano queste opportunità che ci sono. Ci sono anche i finanziamenti europei, ci sono le strategie di 44 sindaci che la compongono, perché vado al di là io dei consigli, vanno nella conferenza del città. Bene, noi confidiamo in lei e vorremmo anche che lei ci facesse qualche relazione, cioè dire un po' qualcosa. Io sono a disposizione, come l'ho detto ai sindaci, alle parti sociali, agli industriali, agli operatori turistici, ai comitati dei cittadini. Io sono a disposizione, chiamatevi e io sono a disposizione del territorio. Grazie Sindaco. Grazie a lei.